150 anni con Grazia. Le aspirazioni della giovane Grazia Deledda mutavano velocemente. Scrivere per le riviste di moda non le bastava più. Il suo sogno era accedere alla letteratura che contava. Perciò iniziò a intrattenere una serie di scambi epistolari con editori e intellettuali del tempo. La figura che determinò il suo vero e proprio salto di qualità fu Angelo de Gubernatis, studioso di fama e direttore di numerose riviste, che la stimolò a credere e insistere nel suo sogno di diventare una scrittrice. De Gubernatis, Angelo de Gubernatis, invece la esaltava in questi suoi sogni, proprio perché De Gubernatis, al contrario di molti suoi colleghi che hanno ostacolato anche lui, era veramente favorevole all'emancipazione della donna, considerava le donne come compagne di strada, compagne di vita, che dovevano camminare accanto agli uomini, avendo tutti i diritti come gli uomini. Angelo de Gubernatis fu incaricato dal Ministero di fare una serie di libri sulle tradizioni popolari, sulle tradizioni regionali delle varie regioni d'Italia. Per la Sardegna individuò la giovane scrittrice Grazia Deledda. Chiede a Deledda di preparare un libro che poi diventeranno le tradizioni popolari di Nuoro. Grazia Deledda prende coscienza, stavolta scientifica, profonda, più attenta, di tradizioni che per lei erano spesso abitudini quotidiane. La corrispondenza diventò in poco tempo sempre più intima e se all'inizio Grazia inseriva scarse informazioni sulla sua vita, a poco cominciò ad aprire uno spiraglio sulla sua vera situazione e cominciò a svelargli i suoi più segreti umori e passioni. E quindi si mettono a nudo i sentimenti. Tanto a nudo che quando Grazia a un certo punto gli dice che forse lei potrebbe andare a Roma, aiuto! Angelo de Gubernatis si spaventa. Angelo de Gubernatis dice: guarda, c'ho famiglia, c'ho moglie, figli, alto là, fermati. Così scrive Angelo de Gubernatis. Ci siamo scritti come due innamorati, ma senza alcuna speranza di incontrarci mai.